Iniziativa Italia domani a Palermo per presentare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi ascoltiamo l'assessore regionale all'economia e vicepresidente della regione Gaetano Armao. Inizia oggi, ci hanno assicurato da Roma, un'iniziativa che riguarderà non solo Palermo ma le altre province, quindi seguiremo insieme alle strutture statali dopo Palermo anche la presentazione del piano e delle sue dinamiche a tutte le province della nostra Sicilia, quindi una vicinanza della regione ai comuni e ai liberi consorzi nella predisposizione dei bandi, delle risposte alle richieste che vengono pressanti per l'attuazione del PNRR. Come Conferenza delle Regioni, e la Sicilia coordina la Commissione Affari Europei, abbiamo chiesto alcuni adeguamenti della struttura del PNRR che abbiamo ottenuto col coinvolgimento delle regioni nella fase programmatica, che è molto importante per evitare che ci siano interventi sui territori che non siano coordinati con la pianificazione. Resta il tema del coordinamento tra le diverse pianificazioni. Tenete presente che per la prima volta, ed è un fatto strano ma certamente singolare, partono la programmazione europea, la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione insieme al PNRR, quindi è necessario un coordinamento tra questi piani che è molto importante, e questo abbiamo richiesto come Regione Siciliana e come Conferenza delle Regioni. E poi c'è il tema del rafforzamento burocratico dell'amministrazione, che è il cuore dell'attuazione del PNRR. Senza un'amministrazione funzionante, decisa e capace di dare risposte tempestive rischiamo di non raggiungere gli obiettivi temporali. Quest'anno sono 100 gli obiettivi, 45 da raggiungere nel primo semestre, quindi siamo tutti al lavoro. Credo che premi molto la integrazione delle competenze e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, e oggi ne avrete anche plastica visione di come le istituzioni debbono lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo di coordinamento.